Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash del vostro Marietta Veneziano. Oggi parlerò di due prodotti fondamentali che ci potrebbero servire. Uno di sicuro perché ormai molti mi contattano, molti lo acquistano, che è il sigillo di Mosè per la casa. Non solo per la casa, ma tutto quello che concerne praticamente l'ambiente materiale che circonda la persona, quindi la casa, ma non solamente la casa, la macchina, anche le persone animate, anche gli animali e via dicendo. E la seconda cosa molto importante è qualcosa che sta mancando in Ucraina in questo momento, cioè in Ucraina uno dei problemi maggiori che la popolazione incontra, chiaramente oltre ai proiettili e le armi che usano lo Stato invasore, è l'acqua. Noi ci siamo resi conto, o noi, io da piccolino leggendo i vari libri storici che parlavano della seconda guerra mondiale, una cosa importantissima era filtrare l'acqua, cioè in altre parole, durante le guerre, quello che per noi è naturale, aprire il rubinetto e far uscire dell'acqua potabile, durante la guerra è la necessità prima. E quindi molte persone, no, muoiono per batteri che sono dentro l'acqua perché non è più o praticamente disinfettata col cloro e quant'altro. Quindi una cosa molto importante per le persone che vogliono affrontare questo periodo che sta arrivando e non si vogliono muovere, cioè andare via dal nord Italia, perché il vostro Marietto ha spiegato tante volte che questa guerra andrà avanti, come avevo già previsto nel 2010, che ci sarebbe stata prima la chiusura di, delle case da gioco, di alcune case da gioco, e poi sarebbero invasi, i russi avrebbero invaso, io li chiamavo Ossetia, avrebbero invaso l'Europa. Questo sta avvenendo, quindi però per quelle persone che fondamentalmente vogliono ottenere ancora la posizione, una cosa importantissima è questo oggetto qua, che ve lo faccio vedere. L'ideale, questo oggetto qua sembra una cosa semplice, ma è un filtro per rendere l'acqua contaminata potabile. Costa pochissimo, ed è importantissimo perché vi dà la possibilità, se c'è dell'acqua stagnante, dell'acqua non pulita, di poterlo usare. Questo è un filtro per acqua potabile, cioè rende l'acqua potabile. Chiaramente non è come berlo dalla sorgente, filtra fino a 1000 litri. Quindi, cioè, io non prendo niente a livello economico per far pubblicità a questo prodotto, ma per quello che sta per arrivare, questo è un filtro, bisognerebbe comprarne uno per persona. 1000 litri si fanno in fretta, in modo veloce, fate conto almeno 3 litri al giorno sotto in momenti di guerra si bevono per lo stress, per l'idratazione, roba del genere. Quindi alle persone che affronteranno il problema di stare a casa e non muoversi verso sud Italia, il vostro Marietto Veneziano consiglia di acquistare questo prodotto, costa pochissimo, sui 20-30 euro a dipendenza, ci sono filtri molto più potenti, però vi dà la possibilità di non, come si dice, non cadere in patologie date da batteri che sono dentro l'acqua. Quindi uno strumento importante per chi resta sulla posizione è il filtro dell'acqua, quindi potete filtrare l'acqua del lago, l'acqua dei fiumi e potete berlo, potete anche collegare una bottiglia e berlo, perché qui c'è la possibilità di avvitare una bottiglia. Questo è un filtro importantissimo per quelli che non si vogliono muovere e vogliono restare nella propria abitazione, perché dovete calcolare che praticamente l'acqua non sarà più potabile. Infatti vedete che in Ucraina incominciano a bombardare gli acquedotti, i posti che producono elettricità e praticamente le fognature. Quindi per chi vuole restare questo è importantissimo. Poi metto video adesso il sigillo di Mosè che serve per difendere la propria abitazione o le abitazioni che avete, se ne fa uno ed è un filtro, scusate, ed è un sigillo generalista, non c'entra niente con il ciondolo che è strettamente personale o con il sigillo che è strettamente personale. Quindi questo sigillo è praticamente una protezione eterica che va oltre chiaramente quelle altre due protezioni che sono estremamente personali ed è importantissimo ad esempio se uno
ha una casa in Romania o in Polonia, no? A potersi fare un sigillo del genere per proteggere almeno la stabilità materiale della casa, proprio perché c'è sicuramente questa avanzata dei russi che sicuramente non si fermeranno. Chiaramente questo ritorno adesso a far vedere questo filtro, pulisce. Adesso questo è un periodo che faccio vedere dei filmati sui prodotti che bisogna avere per affrontare questo periodo. E questo filtro dell'acqua bisognerebbe averne uno per famiglia, si compra su Amazon o sui vari prodotti. È semplicissimo da usare, danno anche una cannuccia eventualmente da collegare, vedete, e funziona praticamente su quasi tutti, non chiaramente sull'acqua del mare, ma sull'acqua, ad esempio, stagnante, l'acqua di lago, l'acqua di fiume, oppure pozzi d'acqua. Perché in Ucraina una delle maggiori difficoltà è che la gente fra un po' comincerà a morire di dissenteria proprio per i batteri che avrà o prenderà tramite il fatto che beve acqua contaminata, oppure può contaminare il nemico. Quindi questa pillola per incominciare a dare dei piccoli consigli alle persone che seguono il Marietto su quali prodotti prendere se si vuole stare o resistere per un determinato periodo al nord Italia. Bene, cari amici, alla prossima, ciao!